Amici bellini, ritorniamo alle vecchie maniere. Insomma, vi arriva un'analisi tattica di mattina, quindi noi con calma perché è notte per me, ed è un'analisi importante perché in questo caso, anche dopo averla rivista, ho notato delle cose proprio a livello tattico che non mi sono piaciute, quindi si possono dire a Conte delle cose. Cominciamo. Abbiamo screenshot, abbiamo pagelle, abbiamo anche qualche parola di Conte che mette un po' di dubbi, perché ovviamente il Conte che perde è un Conte che può perdere anche un po' di lucidità quando poi racconta la partita. Però mi è sembrato che lui volesse in qualche modo anche difendere i ragazzi, perché dice: io sono comunque soddisfatto della prestazione, sembravano vogliosi. Dispiaciuto della prestazione perché i ragazzi comunque ci hanno messo energia, voglia, determinazione, si vedeva che comunque volevano chiudere il discorso. Noi vogliosi proprio non li abbiamo visti, non in tutte le fasi della partita, però non basta, non mi basta, delle cose che insomma avevo notato già in reaction, ve le voglio far vedere sul campo perché sono importanti. Mi lasciate un like, è importante per me, e mi piacerebbe anche che questo video arrivasse a più persone possibili, perché voi che siete fedelissimi e vi interessa la tattica, altri che invece si sono fatti un'idea e la portano avanti senza però studiare movimento per movimento le cose, magari mettono nel calderone una serie di critiche non tutte giustificabili per quanto mi riguarda, ma poi si perdono queste qua che sono quelle importanti. Mi dispiace. E ci spostiamo proprio per vedere il primo gol che arriva molto presto, e già qui potete notare una delle cose che ho urlato in reaction. Non in molti, se la vedono la mia reaction, non sono volgare abbastanza secondo me per essere poi virale nella reaction, però so che la mia community preferisce questo tipo di approfondimento. Lobotka qui, questo è il mio primo problema. Più avanti di Giovane, con McTominay qui, è un buco assoluto in questa zona. Non è una roba alla Conte, non è una roba accettabile, specialmente quando Bernardeschi, che parte da esterno sinistro, viene molto in mezzo e diventa poi il trequartista, perché Italiano sta giocando nelle ultime partite, ha cambiato un paio di moduli, però ha giocato 4-3-3 con i tre centrocampisti molto mobili e gli esterni che vanno a scompaginare. Questa azione tenetela presente, perché a fine screenshot vediamo come si arriva a questa cosa tutta brutta. Già fa caldo. Bernardeschi prende palla e già per come è strutturata la difesa capiamo un paio di cose. Castro si è allargato verso la sinistra prendendo il buco lasciato da Bernardeschi e nessuno sta facendo il centravanti. Qui vedete Orsolini che quindi tiene basso e largo Gutierrez, e da questa parte sta arrivando la corsa di Miranda. Non mi fa impazzire già che Castro lo deve assorbire Di Lorenzo, il che è anche normale in quella zona. Secondo me è mancata un po' di comunicazione. Rachmani è troppo lontano per andare a contrasto con Bernardeschi e Politano si fa attrarre anche lui da Castro, quindi lasciando il Miranda che arriva un po' troppo libero. Di Lorenzo così basso non mette in fuorigioco Castro e l'azione si sviluppa. Nel momento in cui arriva Miranda, Castro va al centro, si avvicina anche, credo fosse Freuler, già creando un 2 contro 1 con Buongiorno. Qui non può essere, non ci siamo, che praticamente ci sono tre giocatori che non marcano nessuno, perché Politano è molto in ritardo, Di Lorenzo continua la sua corsa all'indietro e Rachmani cerca di rientrare verso il centro poi per dare una mano a Buongiorno. Nel frattempo resta libero Bernardeschi qua, che può prendere lo scarico di Miranda. Vedete che sta cercando di ritornare Lobotka nella zona di Bernardeschi, però andrà lungo. Come vedete al momento del tiro Lobotka è qui e quindi non lo contrasta a tutti gli effetti. Ci siamo schiacciati tutti e questo intruppo sarà anche quello che poi creerà dei problemi a Milinkovic-Savic, che non è esente da colpe onestamente, però non la vede proprio partita e si vede dalla ref cam. Ha proprio Rachmani davanti, proprio in linea. È bravissimo Castro, fatemelo dire,
a spingere Buongiorno all'indietro e quindi creare questo spazio, che è l'unico che Bernardeschi, però è un giocatore professionista, prende la mira. Quando se tu gli fai prendere la mira, riesce a mirare e a tirare esattamente nello spazio liberato da Castro. Come vedete, Milinkovic-Savic è impallato, quindi non la vede proprio partire. Però ci tengo, al di là degli errori individuali, questa è la situazione che porterà, se non sbaglio, alla traversa di Miranda, incrocio dei pali. Con grande generosità Højlund si è smezzato entrambi i centrali, rincorreva tutti, ma da solo non si può fare. E Conte lo dice anche a un certo punto, dice dovevamo pressarli alti. Cioè quando vai a pressare devi andare forte, altrimenti se vai mezzo e mezzo tante volte non corri solamente e fai solo fatica. Dovevamo prenderli alti, ma lo dovevamo fare meglio tutti insieme. E qua magari allora lui l'ha preparata e non l'hanno fatto, però come facciamo a sapere? Il fatto che si sia ripetuto troppo spesso che Lobotka era più avanti di Giovane mi fa venire il dubbio che non l'abbiamo preparata benissimo. Libero lui, libero Lukumi di fare il lancio, Freuler si abbassa e McTominay cerca di seguirlo, Pobega davanti a lui viene preso spesso da Buongiorno, che è quello addetto a rompere la linea per seguire uno dei centrocampisti, la zona della tre quarti che vi dicevo che mi faceva paura, e Orsolini qui che detta il passaggio. Quindi in questo caso finisce Politano a essere su Bernardeschi e Gutierrez su Orsolini, il che permette, questa secondo me è stata la cosa che ha studiato e che non ha funzionato benissimo, permette Di Lorenzo e Buongiorno di non stare larghi e di poter entrare sui centrocampisti, le mezze ali che si potevano inserire. L'azione si sviluppa, Miranda tira anche in una posizione un po' precaria e forse se avesse scaricato qui sarebbe stato ancora più pericoloso. Insomma, la traversa qua, Savic ancora una volta la vede, non la vede, ma è piantato a terra. E il Napoli però nello sviluppo non è stato malissimo. Secondo me questa è stata la cosa positiva che ha visto anche Conte nel primo tempo, perché glielo chiedono: primo tempo brutto, secondo tempo meglio, e Conte dice che in realtà non è stato bruttissimo il primo tempo. Secondo me ha apprezzato queste cose, e in questo caso apprezzo io, perché in due occasioni Giovane fa la sovrapposizione e Politano lo ignora. In questo caso, premiandolo, si crea un presupposto importantissimo. Qui Giovane ha già deciso di rientrare sul sinistro e di tirare in porta. Parerà Pessina, però qua si fa afferrare per pazzo Højlund, perché già sono poche le occasioni per tirare in porta per il ragazzo poverino. Quando tira gliela deviano e non gli danno nemmeno il gol, quindi non tira da 6 partite, siete disonesti nell'analisi. Va bene, chi segue, a chi piace la verità, sappiamo che non è così, ma purtroppo non ci posso fare niente. Qui l'aveva preso il tempo a Helen, e se Giovane l'avesse data semplice qua avrebbe potuto tirare di prima, e invece qua Giovane preferisce il rientro e il tiro sul sinistro. Comprensibile, poche occasioni anche per Giovane, però sa, la lucidità ti dovrebbe portare a. Questa è l'azione che porta al rigore. Come vedete, la zona di Bernardeschi non era casuale, e anche la linea non perfetta del Napoli con Di Lorenzo che è molto indietro, e anche Politano, perché questo è Miranda, e allora se Bernardeschi è qui, Politano non può seguirlo fino al centro, devi assorbire la sovrapposizione di Miranda. Il lancio è buono, Di Lorenzo buca il primo intervento tentando l'anticipo e poi fa fallino, però lo fa. E il gol di Di Lorenzo viene da una discesa di Politano che la mette in mezzo, il lavorone solito di Højlund che riesce a controllare. Qua fa proprio una cosa alla Lukaku Prime, controllo, tiene a bada il difensore, scarico in questo caso era per Alisson, viene intercettato da Freuler e la palla poi finisce a Di Lorenzo che la mette in rete. Il Napoli si scuote, va negli spogliatoi, rientra con un gran piglio, e qua lancio di Di Lorenzo, una di quelle cose che da braccetto lui continua ad avere, ed è un plus che sono passaggi che lui ha nelle corde, più di Beuke ma più di Oliveira, ovviamente di Juan Jesus, che con l'altro piede non lo possono fare. Qui attaccano la profondità sia Højlund che Politano, leggermente indietro Giovane, ancora non capisco perché leggermente indietro Giovane, ma ci arriviamo. Il controllo di Højlund è incredibile, la mette a terra, si gira, e non solo, il passaggio non è banale, che non gliela dà qua, gliela dà pronta per il tiro, perché gliela dà sulla corsa di Alisson. Lui calcola, prevede, anticipa
induce a questa corsa Alison Santos e gli dà proprio la palla che tu devi tirare di prima, ed è gol bellissimo. Poi però dal 2-2 gli highlights si passa direttamente al 90esimo, cioè poco altro. Il Napoli ha un momento di forcing che però non si traduce in grandi occasioni. C'è un colpo di testa di Lorenzo che in realtà arriva prima del gol di Santos, ed è importante scriversi le cose. Un tiro di Amir da fuori, ma poca roba, troppo poco, col Bologna che si abbassa moltissimo, perché il 2-2 ci poteva anche stare. In quel momento loro erano in Cudine, e qua purtroppo anche qui prova l'anticipo di Lorenzo e non gli riesce. Rowe prende il pallone, si gira e sviluppa. C'è del pallone a Miranda, che stavolta non prova il cross ma prova il tiro, non da questa zona, che è la zona Bernardeschi, un angolo molto più stretto, però purtroppo tutti si fanno attrarre dal pallone da Miranda e nessuno fa caso che Rowe nel frattempo si è andato a mettere al centro in zona Spinazzola. Poi devi anche dire che il tiro Savic lo respinge proprio qui, proprio sulla sforbiciata di Rowe, che segna, va ad esultare, e qua fatemi apprezzare Orsolini, che credo capisca. Qui non ci sono tifosi tuoi, non è nemmeno la zona, non so quanti tifosi c'erano, ma era dall'altra parte, quindi lo prende e lo riporta in mezzo al campo. Non c'è bisogno di esultare in faccia ai tifosi del Napoli. Qua io ho apprezzato Orsolini, e un poco meno Milinkovic-Savic, che ci arriva, quindi era possibile arrivarci, sempre questione di centimetri, insomma. Ci arrivi, la sposti. Altre volte ha fatto parate di questo genere e nel lunedì proprio non è riuscito a parare niente. Però mi interessava tornare indietro, ecco perché almeno io le partite me le riguardo. Voi non siete tenuti, il tifoso non è tenuto, il tifoso può affidarsi a me che me le riguardo e ve le faccio rivedere le cose più importanti secondo me. I giornalisti sono tenuti invece, se poi devono raccontare delle cose devono essere sostanziate dai fatti. Come vi dicevo, quello che non mi è piaciuto, ci sono due centrali, 1 e 2. Højlund non può fare da solo su entrambi. Per me o Giovane o Alison Santos, visto che con De Bruyne lo faceva lui, per me doveva farlo Giovane. Abbiamo anche sentito che Giovane doveva dare una mano sul play, però in questo caso il play ce l'ha Lobo e McTominay in una zona di mezzo dove sta chiamando, vedete Lobotka sta chiamando il pressing, dice non può andarci di nuovo McTominay, qui chi ci va? Non c'è nessuno. Santos per me è giusto che stia qui a dare un occhio a Joao Mario, e McTominay sta indicando a Buongiorno, dice ci vado piano piano io, però tu devi venire a prendere Pobega. Quindi ci sono delle cose che sono state preparate ma non sono state fatte in campo coi tempi giusti. E poi io mi permetto di dire come intuizione, ma la verità non ce l'ho, che non è detto che queste cose preparate erano la cosa migliore da fare in questo caso. La palla torna al portiere Højlund, quindi su Haaland. Non mi piace che Lobotka decida poi di andare in pressing su Lukumi con Giovane in questa zona che non sta facendo nulla, che sta un pochino per l'eventualità di andare su Miranda, che però per me doveva essere di Politano. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Politano schiacciato su Bernardeschi non mi convince, perché Bernardeschi poi viene al centro ed è così che si sviluppa il primo gol. Su Freuler è accoppiato McTominay, numeri 8 con numeri 8, quindi non c'è problema, ma il Bologna va avanti e indietro finché non si crea lo spazio giusto e l'uomo libero, il che è una cosa che si dice sempre. Torna il passaggio all'indietro, non voglio più vedere i passaggi all'indietro. I passaggi all'indietro servono per creare, servono per farti venire addosso, serve per poi creare lo spazio dall'altra parte. E se io vi porto il dato del Bologna che fa anche dei lanci lunghi, è perché così che la preparano la partita, giocano anche nella pressione per poi scavalcare, i duelli li vincono, ed ecco belle fatte italiane. In questo caso Lobotka, come vedete, a fianco ad Højlund, che ha seguito, questo credo sia Ferguson, che ha tenuto un po' il pallone, ha resistito al pressing di Lobotka, e qua mi piace anche che Giovane è su Lukumi. Come vedete mandano anche i difensori più avanti dei centrocampisti, un po' come faceva Inzaghi con l'Inter, ma qui che succede? Perché Joao Mario è così libero? Perché torniamo indietro di 2 secondi e vediamo un Alison Santos inspiegabilmente su Pobega che lascia tutto questo libero. Ferguson inseguito da Lobot, come vedete il Giovane su Lukumi che mi piace, l'Højlund sull'altro centrale che mi piace, ma qui
il Pobega o lo segue ancora Buongiorno, numero 4 con numero 4, oppure nel momento in cui Alisson fa questo tipo di movimento, qui ci deve arrivare Gutierrez. È l'unica soluzione. Gutierrez così lascia da solo Orsolini e devono scalare tutti, perché i giocatori sono comunque 11 contro 11. Se non pressi il portiere ti trovi, in qualche modo ti trovi. E nel secondo tempo io ho il sospetto che questa cosa l'abbiano un pochino sistemata, che Højlund, che dopo aver fatto il pressing su Lukumi continua verso il portiere, è una cosa che si fa per non lasciare poi il portiere libero di prendere la mira. Sei in slancio, corri verso il portiere, quindi il passaggio di nuovo per Lukumi non è facile, a meno che non sei Butez, che spesso lo fa bene, ma qui c'è Giovane, non c'è Lobotka sta dietro a coprire un pochino, serve quel filtro. Qui c'è Alisson pronto ad andare sull'altro centrale o tenere un occhio sull'esterno per Joao Mario. Mi sarebbe piaciuto tantissimo fare questa analisi con una vittoria, Dice tu vinci, però parliamo delle cose che non sono venute bene, perché si poteva anche vincere. In teoria l'avevi recuperata, serviva poi fare un gol che avrebbe forse spento le velleità del Bologna, e invece la beffa viene proprio sul finale e lo dobbiamo accettare per rendere il finale del campionato un po' più avvincente. Un po' di brivido con il Pisa. Che dite, andiamo live con il Pisa? Un po' di coraggio, lo tiriamo fuori, così come feci l'anno scorso col Cagliari. Ce la siamo vista insieme live. Ci sto ragionando, se ci fanno sapere quale giorno e quale orario ci proviamo. Questo video io vorrei lasciarlo più breve per farlo arrivare a più persone possibili, ma non ci riuscirò. Facciamo pagelle belline, dai, lasciate il like. Si prende il premio Michu e mi piacerebbe che si giudicasse la partita, non il giocatore, sempre la partita, perché lo stesso giocatore è capace di grandi cose e di prestazioni insufficienti. Savic 5. Amir a me è piaciuto, non risulta fallace nelle azioni che poi portano al gol del Bologna, certo non riesce a metterci una pezza. Per me è una prestazione sufficiente su Castro, che poi alla fine è un altro potenziale buon attaccante che però deve fare tutto quel lavoro per aprire gli spazi. 5,5. Io non lo so. Sono consapevole che delle cose lui le crea sempre su quella fascia, però è pure arrivato il momento di volere qualcosa di più. Politano 5. Sono tristemente d'accordo. Scott è sembrato stanco, fuori forma, fuori fase. Ha un pallone dove il Pessina si prende un rischio e sbaglia l'appoggio, e dalla tre quarti Scott ha la porta spalancata e la tira in curva. Si prende un paio di falli e poco più. McTominay 5. Lobo alla fine non fa una partita cattiva. Quando esce ci esponiamo di nuovo, perché il filtro che fa Lobotka è importante, però lo deve fare dove lo deve fare, e io non lo vorrei mai vedere così alto sui difensori. Sul play lo posso capire, ma sui difensori no. Questa era una cosa, me lo ricordo, che provò a fare anche Ancelotti con Hamsik regista centrale, che poi doveva andare sul play avversario, di modo che se recuperi palla si trova già in zona centrale. Un'idea interessante, non funzionò. Gutierrez è piaciuto alla community, ha messo 2 o 3 cross interessanti sicuramente, ma io comincio ad aspettarmi di più anche da lui. 6. Anche qui è difficile valutare la partita di Giovane, che si è mosso abbastanza bene tra le linee quando eravamo in possesso di palla. Non lo riesco a giudicare in fase di non possesso perché non sono sicuro di quale fosse il suo compito. 5,5. Generoso il voto per Di Lorenzo, che purtroppo è protagonista in tutti e 3 i gol. Credo che lo salvi il gol fatto, che ci rimette in carreggiata, che sarebbe stata un'ottima rimonta. Dice il Napoli non muore mai, che cuore, che reazione, le solite cose che si dicono in base al risultato. Speriamo che questa settimana si possa rimettere in sesto, perché ci serve. Di Lorenzo 5,5. Anche per Buongiorno partita non facile, perché come avete visto, insomma, un po' devi rompere la linea e andare su un centrocampista, un po' devi tornare a dare una mano in difesa, non hai punti di riferimento, e quindi c'è tanto lavoro da fare quando non sei in possesso di palla, proprio di pensiero, di ragionamento, di comunicazione. Buongiorno 5,5. Premio Oriali, un ragazzo che continua a dimostrare di avere grande personalità,
punta all'uomo ad ogni volta che lo può fare, spesso lo supera. Mi pare di aver visto che ha percentuali di dribbling simili a quelle di Kvara nel PSG, ma la butto lì così perché anche se si abbassassero queste percentuali lui deve continuare a farlo, è un'arma che si usa in tutta Europa e noi ne abbiamo una e la dobbiamo usare. Sta segnando anche qualche gol. Alisson Santos 7,5. Sono contento che ci sia più che la sufficienza per Højlund, che si porta un altro assist a casa e che fa un lavoro incredibile che viene non visto da chi guarda le partite così. Insomma, guarda solo il pallone, anche se guardando il pallone si dovrebbero vedere le cose che fa. Purtroppo non c'è niente da fare. Ricordo le cose che si dicevano di Osimhen prima che diventasse il castigo di Dio che poi è diventato nell'anno dello scudetto. Osimhen non ce l'ha la tecnica, la capacità di aggregazione che sta sviluppando Højlund. 6,5. Qualcuno gli ha dato 10 per affetto, ma insomma, senza voto, troppo poco. È entrato nel finale per dare una mano, ma una domanda scomoda da fare a Conte sarebbe proprio questa: ma che fine ha fatto Elmas? Perché non può giocare più? Così come si può chiedere anche di Gilmour. Che fine ha fatto Gilmour, che però in questa occasione non entra benissimo come altre volte. Strano che Spina si prenda il voto basso e niente a Gilmour e niente a Elmas. Alla fine ricordo pochissimo, se non il fatto che entra nell'inquadratura che porta alla sforbiciata di Rowe. Forse ti potevi immolare. Spinazzola 5. E senza voto anche Mazzocchi. 4,5 per Conte. E sono d'accordo, tristemente d'accordo. Io non ho la presunzione di dire a Conte quello che deve fare e come lo deve fare, però se vedo delle cose un po' strane a cui lui non mi ha abituato, io lo dico. Il Piccinini piccioncino, qualcuno gli ha dato addirittura 10, vabbè, quando il Napoli poi perde la gente impazzisce così. 10 direi di no, 4 direi di no, 6 mi sembra il voto giusto. E la chiudiamo qui con il vostro supporto, con la vostra pazienza, con una mini promessa di una sorpresa che se non sarà oggi sarà domani. Viene qua sopra e si leva la pietra dalla scarpa. Saprete, sto organizzando. Andiamoci a vedere questa finale di Coppa Italia più tardi. Ci vediamo sull'altro canale, sul Calcio Fluido. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.